Allora, in Veneto abbiamo molte possibilità tramite il Fondo Sociale Europeo di aggiornare le competenze dei lavoratori, degli imprenditori, dei liberi professionisti. Ci sono molteplici iniziative che sono costruite tramite bandi ma che rispondono alle esigenze del territorio, alle esigenze delle singole aziende. I progetti devono essere presentati tramite enti accreditati, quindi enti che sono controllati dalla regione, che rispondono a determinati requisiti di qualità, e poi sono costruiti appunto sui fabbisogni del contesto territoriale, dei servizi, delle aziende, e quindi è una possibilità da sfruttare. I finanziamenti sono messi a disposizione della Commissione europea e della Giunta regionale. E il riscontro di questa volontà e lavoro della regione la troviamo, o c'è ancora una certa difficoltà a diffondere queste opportunità? Da parte della regione non c'è nessuna difficoltà, ovviamente le occasioni sono molti, e il consiglio che do è quello ovviamente di vedere sia sul sito internet oppure di rivolgersi appunto a enti accreditati che conoscono tutte le possibilità. Ci sono i fondi sia a gestione diretta della regione, ad esempio il Fondo Sociale Europeo, oppure il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per gli investimenti, ma ci sono anche bandi direttamente a gestione diretta della Commissione, quindi il consiglio che posso dare è quello di rivolgersi a enti accreditati per costruire progetti su misura. Ovviamente le risorse sono molte ma sono sempre limitate, quindi è importante sviluppare progetti di tipo innovativo.